Buonasera dal TG Sicilia, vediamo subito il sommario di oggi. Un'altra vittima sul lavoro in Sicilia è successo a Mister Bianco, dove un uomo di 56 anni è precipitato da un'impalcatura, vani i soccorsi. Volevo solo spaventarle, cambia versione davanti al jeep l'uomo che sabato scorso ha investito alla zona industriale di Catania la moglie, gravemente ferita, e una sua amica morta sul colpo. I verdetti dei ballottaggi. A Siracusa ha confermato sindaco Francesco Italia, battuto il candidato di centrodestra Ferdinando Messina. Ad Acireale vittoria tra le polemiche per Roberto Barbagallo, sul quale pende l'incognita della legge Severini. 3 eroi che non sono morti invano, ma la lotta a Cosa Nostra è ancora lunga. Il comandante generale dei Carabinieri Teo Luzzi ricorda il capitano D'Aleo e gli appuntati Bonmarito e Morici, uccisi 40 anni fa dalla mafia. Oggi la commemorazione a Palermo. La carcassa di un capodoglio incagliata da giorni tra gli scogli del lungomare di Catania. Complesse le operazioni di rimozione, aumentano i rischi per la salute pubblica. Buonasera dal TG Sicilia, lo avete sentito, sarebbe precipitato da un'impalcatura alta circa 3 metri durante l'esecuzione di lavori edili a Mister Bianco, ma la caduta è risultata fatale per un carpentiere di 56 anni. Vani i soccorsi, ancora da chiarire la dinamica. Emanuela Corsi. Aveva 56 anni Angelo Aleo, l'ultima vittima di un incidente sul lavoro. L'operaio stava lavorando in questo cantiere edile di via Famiglia Sant'Agati a Mister Bianco quando sarebbe precipitato da un'altezza di circa 3 metri durante la realizzazione del solaio di questa costruzione. La chiamata alle 11:30 ai soccorsi per rianimare l'uomo, ma dopo diversi tentativi per lui non c'è stato nulla da fare. Il suo cuore non ha mai più ripreso a battere. Una notizia che ha lasciato sgomenti i residenti di questa via, lungo la quale sono presenti diverse abitazioni. Sì, lui è caduto, era giovane, ragazzo che è caduto dalle sopra, sono venuti carabinieri, autoambulanze, questo, ma esattamente però non lo so. Resta ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, sul quale stanno indagando i carabinieri che nel pomeriggio hanno sentito il titolare dell'impresa e i testimoni. Intanto dura la Will in una nota dopo l'ennesima morte bianca che chiede: in quel cantiere, come in altri, era mai stato controllato il rispetto delle norme di sicurezza o ancora una volta bisognerà accontentarsi di lacrimucce e cinici silenzi delle istituzioni politiche sulle carenze di organico negli ispettorati del lavoro a Catania in Sicilia? Gli fa eco anche la CGIL catanese, che chiede alla Regione di rafforzare i controlli perché ogni morte bianca in più è una sconfitta per le regole e per la società. Quello di Mister Bianco è il secondo incidente mortale sul lavoro avvenuto nel catanese dall'inizio dell'anno. È arrivata nel pomeriggio a Messina la sentenza di primo grado nel processo bis del cosiddetto untore. La Corte d'Assise ha condannato Luigi De Domenico, 58 anni, a 22 anni di carcere per omicidio, così come era avvenuto nel precedente processo, annullato in appello nel dicembre scorso. L'uomo è accusato di omicidio volontario per la morte della sua compagna, a cui contagiò la sieropositività senza mai rivelarlo. La vittima è un'avvocata messinese 45enne che poi morì di AIDS proprio perché non si riuscì a curare, sconoscendo la causa della sua malattia. E ancora cronaca, cambia versione nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP Piero Nasca, l'uomo che sabato ha investito nella zona industriale di Catania la moglie, finita in ospedale, un'amica di quest'ultima, morta sul colpo. Volevo solo spaventarle, ha detto il 52enne Natale Bruno. Dinanzi al GIP Marina Rizza per l'interrogatorio di garanzia cambia versione dei fatti. Piero Nasca, l'uomo che sabato alla zona industriale ha arrotato con l'auto la moglie Anna Longo, finita in ospedale con il bacino fratturato, e l'amica di quest'ultima, Cettida Bormida, morta sul colpo. Alla presenza del PM Valentina Bolti, il sostituto che ha firmato nell'immediatezza del fatto il fermo di indiziato di delitto, Nasca ha detto: volevo solo spaventarle, riferendosi alla moglie e all'amica, perché loro si erano rifiutate di tornare a casa con lui, dicendo che erano in attesa di un amico. Ammissioni sì, ma meno pesanti rispetto alle motivazioni spiegate ai poliziotti che lui stesso aveva chiamato dopo aver travolto le 2 donne all'uscita dalla clinica in cui si era arrecato con la moglie. Ha fatto una dichiarazione parzialmente diversa, dicendo che non era sua intenzione colpire o uccidere le persone, ma solo spaventarle, gli è scivolata la frizione. Vedremo dall'autopsia se il suo racconto
è veritiero o meno, aspettiamo l'esito anche delle indagini e poi valuteremo come dobbiamo muoverci, anche perché ha dichiarato di avere problemi di natura psichiatrica ed era in cura presso la clinica dove si sono verificati questi tristi fatti. Nasca al GIP ha anche riferito che alla zona industriale c'era andato con la moglie Concetti da Bormida, particolare che invece non aveva detto al momento del fermo. Così come ha negato di avere travolto per la seconda volta le due donne dicendo che aveva solo fatto una retromarcia azzardata senza avere la certezza di avere colpito per la seconda volta le due donne. Nasca ha poi rivelato che 6 mesi fa aveva tentato il suicidio e che era in cura al SERT per una dipendenza da alcol. Dopo aver commesso l'omicidio, mentre attendeva la polizia chiamata al 112, ha bevuto 2 biancosardi. Procederete con la perizia psichiatrica? Se ci saranno i presupposti sì, aspettiamo la documentazione. Per il momento sulle sue parole non possiamo fare nulla. Lei non ha chiesto la convalida del fermo? No, perché non c'è un pericolo di fuga, perché lui stesso ha chiamato la polizia dicendo ho fatto questo gravissimo reato, sono qui, vi sto aspettando, venitemi a prendere. È possibile che durante il primo interrogatorio lui era sotto effetto dell'alcol, visto che quando è andato al bar ha bevuto dei biancosarti e ha bevuto degli alcolici? Tutto è possibile, ma dobbiamo aspettare l'esito delle indagini, vediamo cosa risulta anche dalle analisi che le hanno fatto. Alla fine dell'udienza, durata 10 minuti, il GIP si è riservato di decidere sulla convalida del fermo e sull'emissione di ordinanza di custodia cautelare. E parliamo dei ballottaggi in Sicilia. A Siracusa, secondo mandato per Francesco Italia che batte il candidato del centrodestra Ferdinando Messina. La città ha risposto con convinzione, dice ai nostri microfoni il sindaco Francesco Aloi. Prima al Comitato, poi in Piazza della Repubblica per arrivare al Vermexio, Francesco Italia batte Ferdinando Messina e resta sindaco di Siracusa. Una grande emozione, una bellissima soddisfazione che si concretizza anche in un risultato elettorale come non si vedeva da parecchio tempo. Più di 21.000 siracusani hanno votato Italia, oltre 17.000 Messina. Così, con oltre il 55%, ha superato il candidato del centrodestra, che ha avuto il 44% delle preferenze. Bassa l'affluenza alle urne, si è fermata al 38%. Il risultato doppio rispetto sia al 2013 che al 2018, doppio in termini di scarto con lo sfidante. Questo mi ha fatto molto piacere perché evidentemente la città ha risposto con grande convinzione. Migliorare sempre più la città, dice Italia, tra le principali priorità fissa Diserbo e PNRR. Bisogna ripartire con un'azione molto importante sul diserbo cittadino, che è una delle cose che è andata peggio in questi 5 anni, ma sicuramente i fondi, 50 milioni di fondi del PNRR e la nuova programmazione saranno al centro dell'agenda di questa nuova amministrazione proprio per continuare a cambiare il volto della nostra amata città. Tra riconferme e new entry, la squadra degli assessori è già pronta. Il suo vice sarà l'ormai ex forzista Edi Bandiera. Con grande intelligenza politica ha ritenuto di allearsi nell'ambito del quadro politico cittadino soltanto con noi. Una vittoria di Francesco Italia, della Siracusa per bene. Il premio di maggioranza non scatterà, ma la speranza di Italia è che in Consiglio Comunale ci sia un'opposizione costruttiva. Lavorerò da subito a creare la più ampia convergenza dentro il Consiglio Comunale e fuori. E sui numeri in Consiglio il competitor Messina si dice cauto. Siamo in attesa del risultato di un'altra lista che potrebbe con le verifiche raggiungere il 5% e quindi modificare l'assetto del Consiglio Comunale. Intanto venerdì prossimo sarà il giorno dell'insediamento. E andiamo da Cireale, dove Roberto Barbagallo la spunta al ballottaggio su Nino Garozzo, il neosindaco protagonista di una campagna elettorale segnata da polemiche per le vicende giudiziarie. Dovrà però fare i conti con la legge Severino per la condanna subita in primo grado nel mandato del 2018. Ci dice tutto Giusy Lazzaro. Una festa e tante lacrime. Roberto Barbagallo è stato rieletto al ballottaggio sindaco di Acireale, superando Nino Garozzo. Arriva la rimonta dopo il primo mandato nel 2018, stoppato da guai giudiziari e la condanna in primo grado per richieste illecite a un vigile. Solo qualche mese fa, in piena campagna elettorale, un avviso di garanzia e poi l'informativa della questura su presunte vicinanze alla criminalità.
Niente però ha fermato la corsa a sindaco di Barbagallo, sostenuto da 9 liste che fanno riferimento a Forza Italia. Adesso il neosindaco dovrà fare i conti però con la legge Severino, che prevede la sospensione dall'incarico in caso anche di condanna non definitiva. L'ho detto in campagna elettorale e lo ripeto, l'ultima sentenza è dell'aprile del 2003. Tutti i casi come il mio, nello specifico, quindi parliamo della tentata indebita induzione oppure del tentato abuso d'ufficio, secondo la norma ma soprattutto secondo le ultime sentenze, l'ultima appunto del Tribunale di Agrigento, non si applicano perché il tentato rispetto al consumato sono due cose diverse e siccome il tentato non è citato nella legge Severino non si dovrebbe applicare. Poi chiaramente ci atteniamo a quello che il prefetto ci dirà. Il suo sfidante era Nino Garozzo, sempre del centrodestra ma sul versante più vicino a Fratelli d'Italia e Lega. Anche lui sindaco per 2 mandati e poi 9 anni di assenza dalla politica. La città davanti alla questione morale ha fatto una scelta. Ogni tanto anche i cittadini elettori si assumono delle responsabilità, non solo chi fa politica. Sgombrare le nubi o le zone d'ombra è sempre importante perché è difficile governare, figuriamoci come può esserlo davanti a lati oscuri, a vicende complesse, alle incertezze. Nel secondo turno in Sicilia, ad Aci Sant'Antonio, in provincia di Catania, il nuovo sindaco è Quintino Rocca, il candidato che aveva dalla sua 4 liste civiche ha ottenuto il 51,66% delle preferenze, avendo la meglio su Giuseppe Santamaria, espressione del centrodestra, fermatosi al 48,34%. A Piazza Armerina, in provincia di Enna, conferma come primo cittadino per Nino Cammarata. Il sindaco uscente, sostenuto da Fratelli d'Italia, UDC e una lista civica, ha ottenuto il 58,67% delle preferenze, contro il 41,33% di Massimo Di Seri, appoggiato da Forza Italia, DC e Sud chiama Nord. Il sindaco di Gela, Lucio Greco, si è dimesso nel corso della seduta del Consiglio Comunale convocato ieri sera per votare la sfiducia al primo cittadino. È stata letta dal Presidente del Consiglio, Salvatore Sambitto, la lettera di dimissioni. Greco ha 20 giorni di tempo per ripensarci, altrimenti decadrebbe ufficialmente insieme alla sua giunta. Preso atto delle dimissioni di Greco, gli esponenti del PD, del civismo e il resto dei progressisti hanno abbandonato l'aula consiliare del Palazzo di Città, rifiutandosi di votare la sfiducia a un sindaco già dimesso. A votare il centrodestra e i pro Greco. Alla fine sono stati 9 i voti favorevoli e 8 quelli contrari. Una votazione che non ha consentito di raggiungere il quorum di 15, pertanto la mozione di sfiducia è stata respinta. Oggi Palermo ha ricordato l'eccidio del comandante della compagnia Carabinieri di Monreale Mario D'Aleo e degli appuntati Giuseppe Bommarito e Pietro Morici, uccisi dalla mafia 40 anni fa. 3 eroi che non sono morti invano, ricorda il comandante generale dei Carabinieri Teo Luzzi, presente alle commemorazioni. Marco Gullà. Era il 13 giugno del 1983, la mafia uccideva il capitano Mario D'Aleo, 29enne, comandante della compagnia Carabinieri di Monreale, sotto la sua abitazione in via Cristoforo Scobar a Palermo. L'appuntato Giuseppe Bommarito e il carabiniere Pietro Morici furono uccisi in macchina a poca distanza dal portone, mentre attendevano appunto l'ufficiale. Sono passati 40 anni e questa mattina, alla presenza del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Teo Luzzi, si sono celebrati diversi momenti di commemorazione, il primo in via Scobar, luogo dell'eccidio. 3, dico, eroi dell'arma contemporanea perché andarono incontro alla morte per certi aspetti anche in modo consapevole, quindi abbiamo il dovere di ricordarli, ma soprattutto di dire ai familiari che non sono morti invano, perché nel frattempo in questi 40 anni molte cose sono cambiate, c'è stato un movimento culturale importante, soprattutto qui a Palermo, ma in tutta la Sicilia, anche in altre regioni italiane, e per noi questo credo che sia l'elemento più qualificante. L'unica cosa, non dobbiamo abbassare la guardia, perché la battaglia nei confronti della criminalità organizzata
visto che siamo qua in Sicilia di Cosa Nostra, è una battaglia ancora lunga. Il capitano D'Aleo aveva sostituito il capitano Emanuele Basile, ucciso 3 anni prima sotto gli occhi della moglie e della figlia. Da lui ereditò le indagini sui traffici illeciti gestiti dalle famiglie mafiose di San Giuseppe Jato, Monreale e Altofonte. Questa mattina presenti anche i parenti dell'appuntato buonmarito. Adesso possiamo dire che siamo finalmente più sereni, perché soprattutto io personalmente mi sono adoperata per questi lunghissimi anni per trovare la verità sulla morte di mio fratello, che non era morto per caso, ma come ho letto negli atti giudiziari, proprio lui era nel mirino della mafia. Nella caserma di Monreale questa mattina ha scoperto una lapide in ricordo proprio del comandante D'Aleo. Uno scooterista è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Garibaldi Centro in seguito a un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada statale 121 in territorio di Mister Bianco. Per cause in fase di accertamento il mezzo a 2 ruote avrebbe evitato un furgone scontrandosi però con un camion che procedeva in direzione Catania. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri e polizia municipale. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti in direzione del capoluogo etneo. A Vittoria avviata la bonifica degli interni del cosiddetto Hotel degli Invisibili, la struttura abbandonata alla periferia della città dove da anni alloggiano diversi migranti in condizioni inumane. Rimossi quintali di rifiuti, ora si cercano soluzioni abitative alternative. Gerri Italia. Sono partite le prime operazioni di bonifica dell'Hotel degli Invisibili, la struttura abbandonata nei pressi della stazione di Vittoria dove da anni abitano diversi migranti, regolari ed irregolari, impiegati nelle serre tra montagne di rifiuti senza né acqua né luce. Solo poche settimane fa un incendio divampato nel tardo pomeriggio, quando gran parte degli occupanti avevano già fatto ritorno dai campi e si apprestavano a passare l'ennesima notte nei loro alloggiamenti di fortuna, aveva rischiato di provocare una strage. Adesso, dopo le pressioni portate avanti dai volontari che hanno puntato i riflettori sulla situazione drammatica di queste persone, il curatore fallimentare della struttura ha avviato i lavori di pulizia e bonifica. Sono quintali i rifiuti rimossi in queste ore sotto l'occhio vigile degli attivisti di Terre Pulite che in questi mesi hanno avviato una catena solidale per fornire ai migranti cibo, medicinali e assistenza. Riccardo Zingaro, che è stato il primo a sollevare la questione, ci tiene però a mantenere alta l'attenzione. Siamo riusciti finalmente a far bonificare tramite il curatore fallimentare di questa struttura parte dell'edificio e soprattutto stiamo facendo da ponte grazie ai sindacati, l'OSB, la CGIL di Ragusa, che non ci hanno mai abbandonato per quanto riguarda la parte burocratica della situazione, soprattutto riguardante la situazione di molti di loro, sono tutti irregolari, e l'assessore Fiorellini di Vittoria finalmente ci ha dato la disponibilità a mediare con loro e quindi ci siamo messo in contatto con i ragazzi cercando di trovare una soluzione che va a loro che sia più consona per poter trovare ed evitare spiacevoli risvolti come in questi anni. Adesso bisogna trovare una soluzione abitativa per gli occupanti della struttura. I casi più urgenti al momento sono 3, ma attorno al fabbricato sono decine i migranti che vivono in condizioni estreme nelle case rurali abbandonate alla periferia del paese. Noi siamo vicini ai ragazzi tramite le associazioni troveremo un'abitazione e una locazione a queste persone. L'importante è che verrà chiuso questa struttura e finalmente verrà data dignità a queste persone che non lasceremo soli e continueremo ad assistere da volontari. La carcassa di un capodoglio è incastrata da giorni tra gli scogli antistante l'ex istituto nautico sul lungomare di Catania. Complesse le operazioni di rimozione. Intanto aumentano i rischi per la salute pubblica. Siamo andati a vedere con Simona Mazzone. È ancora lì, incastrata tra gli scogli del lungomare di Catania, nello specchio d'acqua antistante l'ex istituto nautico, la carcassa del giovane capodoglio che dopo un viaggio iniziato probabilmente nella zona marina di riposto, spinta dalle onde, adesso è arenata in un anfratto, in avanzato stato di decomposizione. Le nostre immagini realizzate a bordo dell'imbarcazione Luisa mostrano le condizioni del cetaceo, la coda lacera, il dorso consumato, la testa affondata tra le rocce ormai sott'acqua. Da giorni ormai si trova lì e come
come confermato dai responsabili dell'associazione Mare Camp, che ha allertato la Guardia Costiera, si attende la rimozione della carcassa. Intanto emerge anche una condizione di pericolo sia per le sostanze rilasciate dall'animale in un punto dove molti bagnanti si tuffano, sia per le imbarcazioni che, transitando da qui, possono scontrarsi con un pezzo del cetaceo che man mano si sta disgregando. È un pericolo anche per le imbarcazioni che navigando di notte rischiano di urtare contro questo pesce enorme, questa balena, e possono anche affondare le barche, è normale. Ora è andata diciamo putrefatta già, ma se questa qua si scagliava prima era un pericolo appunto per le barche, è un pericolo. Il cattivo odore si percepisce sia da terra che da mare e man mano che passano i giorni l'aria qui attorno diventa irrespirabile, mentre la rimozione della carcassa pare sia un'operazione complessa. Un'operazione di rimozione e quindi di trascinamento a largo, che è quello che normalmente va fatto quando una carcassa non viene recuperata, è quello appunto di trascinarla a largo e farla affondare. In questo momento la carcassa è in decomposizione, quindi probabilmente quando viene tirata si potrebbe anche rompere. Si prospetta un qualche pericolo ambientale per il mare? Può comportare dei rischi a livello sanitario per l'uomo, in quanto essendo in decomposizione comunque c'è una serie di patogeni che possono portare delle zoonosi, che ovviamente se uno si avvicina alla carcassa sia da terra che da mare potrebbe venire a contatto con questi patogeni. Cosa può essere successo a questo animale? Le cause possono essere tantissime, può essere stata la plastica, ovviamente l'inquinamento, ricordiamoci che è un giovane, quindi può essere un animale che è stato ferito da un'elica, può essere stata una collisione con una nave o ovviamente può essere accaduto per cause naturali. In questo periodo sono tante le segnalazioni della presenza di capodogli nel Golfo. L'assessore regionale alle attività produttive Edita Maio ha firmato il decreto che fissa il periodo di inizio e termine dei saldi estivi. La stagione degli sconti partirà il prossimo 6 luglio e si chiuderà il 15 settembre. Noi andiamo in pausa pubblicitaria, torniamo tra pochissimo, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, parliamo di sport. In visita istituzionale a Palermo il ministro dello sport Andrea Abbodi pone l'accento sulla necessità di migliorare le strutture come priorità assoluta per la Sicilia. Nella tappa al velodromo si è parlato anche dell'esclusione dello stadio Barbera tra le sedi indicate nella candidatura italiana per gli europei di calcio del 2032. Marco Gullà. Rilanciare lo sport in Sicilia partendo soprattutto dalla ristrutturazione delle infrastrutture. Il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abbodi questa mattina ha fatto tappa a Palermo per fare un punto della situazione sullo stato di salute dello sport nell'isola. Siamo al velodromo, per anni dismesso a causa dell'inagibilità dell'impianto. C'è l'idea comunque di partire da questa mattinata per costruire delle cose insieme, ognuno con il proprio ruolo, nel rispetto dei ruoli del comune, della regione, però con tanta voglia di collaborare per migliorare le infrastrutture sportive. Questa è un'altra tappa, certamente per me la priorità sono le palestre scolastiche, devo dire la verità, ma una diversa priorità sono le infrastrutture, quelle più rappresentative della città, e quindi metto per primo il velodromo per ordine cronologico, diciamo così, ma poi c'è l'impianto del rugby, ci sono le piscine, c'è il palasport, c'è il diamante, e poi arriva anche lo stadio. Abbodi chiede collaborazione da parte delle istituzioni regionali. Fare un passo che renda onore a quello che fra un mese celebreremo con l'ingresso dello sport in Costituzione, perché ritengo che la Repubblica riconosca il valore sociale, educativo e di promozione del benessere psicofisico delle attività sportive in tutte le sue forme. Tutto questo ha un senso se riusciamo a migliorare i luoghi di sport e fare in modo che lo sport sia di tutti e per tutti. Questo è il senso dell'impegno nei confronti di questa comunità e della comunità siciliana in generale. Il ministro torna anche sull'esclusione dello stadio Barbera dagli stadi selezionati per la candidatura ad Euro 2032. Il calendario prevederà partite nei 10 stadi, ma io credo che la cosa importante e prioritaria sia quella di contribuire al miglioramento del Barbera. Peraltro abbiamo due situazioni che si devono ancora assestare. La prima riguarda il format dei campionati. Ricordiamoci che stiamo parlando per la prima volta di un evento che avverrà
fra 10 anni, 9 anni. Questo da un lato sembra un tempo tipicamente italiano perché ci potrebbe consentire di fare le cose che ancora non abbiamo fatto in decenni. E dall'altro vuol dire che ancora i format possono cambiare, da 24 a 32 le squadre potrebbe essere per esempio un format, allora potrebbe servire uno stadio in più. E per stasera ci fermiamo, grazie per la vostra attenzione, buona serata.